Buongiorno, appuntamento giornaliero con l'attualità del territorio. Eccoci, buona giornata e ben trovati ancora sul nostro territorio, è il caso di dirlo e lo facciamo e lo diciamo con Giovanni Carraro che è tornato a trovarci. Buona giornata Giovanni. Buongiorno a tutti. Eccoci, allora promessa mantenuta perché avevamo detto che probabilmente noi non c'eravamo il 16 alla tua presentazione ufficiale di questo libro nuovo a Vittorio Veneto, però ti avremmo voluto nostro ospite nuovamente qui in studio e in effetti è stato così, proprio per presentare il nuovo libro di Giovanni Carraro che è Visentin Selvaggio, come avevamo detto. Sì. Allora rifacciamo un po', ripercorriamo un po' le tappe per la pubblicazione in sintesi di questo libro. Ci eravamo lasciati a parlare di Prealpi Trevigiane, esatto, sulla lunga dorsale che va dalla Stretta di Quero fino a Stevenà, confini con il Friuli. 2 libri, Riscoprire le Prealpi Trevigiane, I sentieri nascosti delle Prealpi Trevigiane, che è il lato B delle Prealpi, una sorta di lavoro dei sentieri nascosti e sconosciuti, e a un certo punto pensavo di aver finito il lavoro, invece il mio referente di valle, Maurizio Bozzolo, perché Ungania è il cartografo, Maurizio Bozzolo mi ha detto un giorno: facciamo una cartina geografica che riepiloga tutti gli itinerari della dorsale, della vetta maggiore delle Prealpi Trevigiane, quindi il Visentin. Ho detto, beh, facciamo questa cartina, poi ci siamo messi a camminare e scopro nuovi sentieri. Ho detto, ma come mai non li ho raccontati questi 3-4 sentieri? Insomma, cammina e sono diventati 59. Quindi ci sono 59 suggerimenti? Sì, qui? 59 tracce GPS raccolte in 30 itinerari più 29 varianti. E quindi ho pensato di fare un libro perché giustamente dovevamo dare omaggio a questa grande montagna che ci guarda ogni mattina quando noi apriamo la finestra dalla pianura padana. E niente, quindi è nato questo libro, abbiamo raccolto anche degli itinerari che erano presenti negli altri 2 libri, ma li abbiamo rifiniti, ritracciati, abbiamo studiato bene la toponomastica con gli anziani del luogo, riportando esattamente come si citano certe località. Ci sono tanti errori nelle cartine, lo dico sempre, un grande errore è il Visentin, non si chiamava così. Come si chiamava? Si chiamava Col Santin, anzi in passato era Celentum, all'inizio diciamo del 1000, poi è cambiato in Col Santin e ancora adesso gli anziani lo chiamano così. Sì, i più anziani degli anziani chiamano Col Santin invece di Visentin. Perché la peculiarità di questi libri, di questi suggerimenti di Giovanni Carraro è quella di farci vivere insomma proprio il territorio, raccontando delle belle storie. Sul Visentin ci eravamo lasciati, mi pare, ricordando anche quella del bombardiere che mi aveva colpito, il B24, insomma, tante altre storielle che potete trovare all'interno dei vari itinerari, giusto? 32 box di approfondimento di un sacco di curiosità. Vedo adesso la Fiat 124 Special, questa è una curiosità veramente. Un giorno passo in questo vallone sotto la casera Sonego Frare, che la troviamo tra Pian delle Femmine e il Col Visentin, mentre si fa il sentiero di cresta, trovo una carcassa di un'auto in condizioni abbastanza precarie, lo si vede dalla foto. Beh sì, direi di sì. E ho detto, ma cosa fanno una discarica in montagna qui? Mi informo alla casera vicina e mi dicono, no Carraro, ti prego, quello è un cimelio. Praticamente è successo negli anni 70, un evento particolare, un bambino ha cominciato ad armeggiare con i comandi della macchina del papà perché si erano portati in quella casera a far festa una domenica con la fiammante 124 Special, che non era una brutta ho fatto macchina, una ricerca per trovarla, tra l'altro, siccome è stata cannibalizzata, manca il motore, manca il cruscotto, manca il contachilometri, ho fatto delle foto cercando di individuare le sagome di questa carcassa e grazie anche ai miei collaboratori in carrozzeria siamo riusciti a risalire che era una 124 Special. Per farla breve, il bambino si è messo ad armeggiare, ha mollato il freno a mano, la mucca che passava davanti, una Bruno Alpina, ha dato una spintarella, la macchina è andata giù, il bambino è riuscito a saltare giù, ma la macchina è andata inesorabilmente nella scarpata. E da lì giace dagli anni 70. Quindi bellissima anche questa storia, insomma, e tante storie, tante di queste, come diceva Giovanni poco fa, vengono recepite e vengono raccontate dagli anziani. Sì, ce n'è una che mi piace tantissimo, che è lo sciopero reverso.
Revés. Non l'ho mai raccontato nelle serate che ho fatto finora, ma magari ve lo faccio qui in anteprima. Camminando sulla strada Longhere Col Visentin, che è quello stradone che magari sono abituati a fare anche i ciclisti di domenica, molto bella come strada, panoramica, eccetera, eccetera. E sentivo sempre parlare dagli anziani della zona di sciopero Revés, cioè sciopero alla rovescia. Ho detto, ma cos'è sto sciopero Revés? Praticamente è successo che a metà del secolo scorso, negli anni 50, non c'erano ancora le strade per raggiungere Fais, e per cui hanno dato un appalto di costruzione della strada a vari tronconi, quindi il primo troncone fino a Borgo Olivi, dove c'è l'osteria di Annibale, c'è ancora adesso una tabella, una tabella in cemento su un muretto che ricorda gli anni 50, adesso non ricordo se 54 o 57, perché anche lì c'è una data che è un po' in discussione. Quindi primo troncone fino a Borgo Olivi, secondo troncone anni successivi fino a Borgo Collon, e lì finiva la strada, ma era stata fatta in una maniera particolare, cioè ingaggiando degli operai scelti tra la popolazione su volontà della CGIL di Vittorio Veneto. Questi erano a casa perché era il periodo caldo degli scioperi, eccetera, e hanno detto: se volete lavorare lo stesso, pur essendo in periodo di sciopero, vi diamo la possibilità pagandovi 500-600 lire al giorno e anche con buoni pasto. E quindi così hanno fatto. Sciopero alla rovescia. Ci sono degli anziani che ancora adesso si ricordano perfettamente, uno sciopero alla rovescia, quindi invece di scioperare andiamo a lavorare, quindi pala, piccone, carriola, e hanno fatto questi due tronconi. Ma poi il terzo troncone è stato fatto negli anni 60 commissionato dalla RAI, Radio Televisione Italiana, e anche questa è una curiosità: invece di proseguire a salire l'hanno fatta alla rovescia, hanno portato il bulldozer in cima al Visentin e sono venuti giù con questo Caterpillar gigantesco, mi hanno detto era un D8 addirittura, un bestione, e ha cominciato a sventrare la montagna. Ti lascio immaginare le ire dei proprietari vicini, quindi chi aveva le caserette sotto si vedeva rotolare i sassi, e hanno brontolato, però alla fine la strada è stata fatta. Sì, la strada è stata fatta. Ho aperto così e a caso proprio i personaggi del Col Visentin sono usciti, no? Quindi sono veramente delle storie incredibili e fantastiche, Giovanni, su questo racconto, su questo... I personaggi sono stati scelti, diciamo, identificando un tema ciascuno, perché ovviamente avrei dovuto mettere tutti, ma c'è chi è l'attore di un film di Taffarel, chi è l'esperto della parte centrale del Visentin, quindi zona del Troide Medo, delle Lisse, delle Strappezze, della Valona, chi rappresenta il triste fenomeno dell'emigrazione, e chi rappresenta le stelle alpine. C'è stata un'attività parallela, diciamo, a quella dell'agricoltura per cercare di arrotondare il bilancio familiare. Si andava a stelle alpine? Si andava a stelle alpine dagli anni 40 fino al 68, quando la specie è stata decretata protetta. Anche in Italia, le raccoglievano per mandarle in Austria, dove l'Edelweiss è sempre stata un simbolo delle Alpi, e quindi facevano sottobicchieri, facevano cornicette, facevano souvenirs. È vero, ci sono tuttora. C'era un'attività bestiale. Una signora mi ha detto "C'ha pensis che", quindi si è fatta magari una parte della casa con le stelle alpine. Poi questo fenomeno è scemato, e una cosa curiosa è che raccoglievano tantissime stelle alpine, ma tante migliaia in zaini. Quando hanno decretato la specie protetta, non si trovano più le stelle alpine. In effetti, da quel momento sono finite. Sono finite perché non curano più l'erba, non tagliano più l'erba, non c'è più lo sfalcio, e quindi si soffoca questa pianta, perché non è un fiore, l'Ontopodium alpinum è una pianta, e si soffoca sotto l'erba. E allora avete sentito quante cose carine e quante cose potete imparare leggendo e scoprendo questo Visentin selvaggio di Giovanni Carraro per la Ediciclo Editore, escursionismo, cultura e tradizione nella Val Pisina. Ci sono 30 itinerari tra Revine e Santa Croce del Lago. Giovanni, dopo la presentazione di Vittorio Veneto sarai un po' in giro per altre tappe nella nostra Marca? Sì, si sta costruendo la scaletta, Conegliano con il CAI, Vidor con la biblioteca locale, ci sarà Longhere, ci sarà Savassa, ci sarà l'Alpago, il CAI di Treviso, insomma
C'è nel movimento. Come, di primo acchito come l'hanno presa? Come l'hanno... Piace Bene, molto, molto. specie per la parte culturale, perché per l'escursionismo diciamo ormai si conosce più o meno la parte prealpina, anche se qui ci sono più della metà di sentieri nuovi e anche tosti, ci sono veramente delle zone... Cose da provare, insomma. Cose da provare, degli angoli che non pensavo nemmeno io di trovare. Bene. Allora io ti auguro, adesso il prossimo lo hai già, perché tu... C'è un progetto adesso sulle Dolomiti, io sapevo che c'era già un progetto. Ah sì? Sì. Ho finito con le prealpi, non c'ho più niente da raccontare. Va bene, quindi lanciamoci. Allora grazie a Giovanni Carraro che è stato qui con noi, il libro lo potete trovare un po' ovunque nelle librerie, Visentin Selvaggio, richiedetelo naturalmente anche all'Ediciclo Editore, così ve lo faranno avere sicuramente, ve lo faranno trovare. Grazie Giovanni, in bocca al lupo e buona scrittura. Grazie. Buongiorno, appuntamento giornaliero con l'attualità del territorio.